Dottoressa De Strobel, che edizione ci aspetta e di cosa si parlerà in questo secondo forum internazionale organizzato da Assimp in collaborazione con Terzo Millennium? Allora, la seconda edizione del forum di To Be Verona parlerà di due aspetti che riguardano le città, che guardano al futuro dal punto di vista economico. Uno, l'emersione dei valori immateriali della città stessa e quindi il nuovo concetto, il nuovo modo di percepire una città al giorno d'oggi, e l'altro invece il crowdfunding, cioè il nuovo modo di far crescere e di far diventare azienda le start-up più importanti che possono nascere sul territorio stesso. E in questo senso saranno presentate anche due start-up molto importanti, una che riguarda la genetica e l'altra che riguarda le biotecnologie, che sono nate a Verona, sono già finanziate e che già stanno lavorando come azienda nel vero senso della parola. L'anno scorso con il primo forum internazionale avete lanciato un'idea di consapevolezza anche che Verona deve avere per far sì che ci sia appunto questo senso di appartenenza a una città e la consapevolezza appunto che si possono fare cose buone nella nostra città. Quest'anno presenterete anche alcuni progetti che avete realizzato e che avete già messo in cantiere. I progetti che abbiamo realizzato o che stiamo realizzando sono dei piccoli progetti. I due temi del forum sono due progetti in sé per sé che vogliamo lanciare. Questi sono i progetti veri che vogliamo lanciare, i progetti più importanti, diciamo, che vogliamo lanciare per la città. Uno è legato ad una guida della percezione della città sotto punti di vista diversi, sotto un aspetto sensoriale, multisensoriale, di cui parlerà Anna Maria Milesi e il professor Carboni. L'altro invece è proprio l'idea di poter costruire un polo, un network di imprenditori visionari che su modello della città di Torino, dove già è successo questo, possano mettersi insieme e aiutare delle start-up importanti a diventare azienda. Ultima domanda, voi lanciate tanti input grazie all'attività di To Be Verona. Qual è l'appello che proprio To Be Verona fa alla città, agli imprenditori, ai ricercatori, agli appassionati che hanno nel cuore Verona? Noi speriamo che la gente si renda conto che non siamo più in una società lineare, ma siamo in una società a crescita esponenziale. Questo significa che i cambiamenti stanno arrivando grandi e improvvisi. La gente deve rendersi conto di questo, non si tornerà più alla società precedente con i valori che c'erano stati fino a 2 o 3 anni fa, non sto parlando di grandi cifre di anni, ma sempre di più ci troveremo dentro ad una situazione in cui i cambiamenti saranno velocissimi e molto di più di adesso. Leggete, guardate sul web, informatevi, chiamateci, cercate di capire che Verona non può più andare avanti con lo sviluppo che c'è stato fino adesso, anche se è stato eccezionale e molto interessante, e che i cambiamenti potrebbero avvenire velocissimamente come sono avvenuti in società molto grandi. Cito 2, Kodak, Nokia, in 6 mesi sono state praticamente costrette a cambiare completamente il loro modello di business perché tutto è cambiato a livello internazionale. Ecco.